La montagna che Gesù amava tanto, così come l'amava, la conosceva Riccardo, un'omelia nella quale è stato ricordato come il 36enne adorasse le vette, una passione che lo aveva portato ad esplorare i monti, arrivando con il cuore fino a toccare quasi il cielo. Era la sua passione, si era appassionato di queste montagne che portano nel nostro cuore l'immagine di Dio, perché le montagne ci aiutano a salire, ci sembra di essere più vicini al cielo, il nostro cuore si alza verso la bellezza. Nel Duomo di Montebelluna la famiglia, gli amici, la fidanzata di Riccardo e quanti come lui amavano la montagna. Quella stessa montagna che lo ha strappato all'affetto dei suoi cari. La tragedia, il 20 settembre scorso, il 36enne era andato a fare un'escursione sulle Torri di Neva. Ad un tratto è precipitato per 80 metri durante una cordata in compagnia di un amico. Il corpo è stato recuperato dai soccorritori al confine tra Cesio Maggiore e il Trentino Alto Adige. Avevamo una visione simile della vita e questo ci legava ancora di più. Condividevamo gli stessi valori, ha detto la sorella maggiore che ha voluto ricordare così Riccardo. La tua anima ora va nella luce e sono sicura che nostro padre Giovanni sarà lì ad accoglierti. Resterai sempre per sempre nel mio cuore, Riccardo. Buon viaggio. Montebelluna si è fermata per salutare l'ultima volta Riccardo con tante persone. Impresse le parole scritte sull'epigrafe, il libro fra le tue amate montagne.